Categoria C sul miglio, questo centrale bolognese, dedicato alla memoria di Cristina ed Eros Martelli. In 9 al via, 1 Rouen Peste TFT, 2 Ur del Ronco, 3 Raissa Sera, 4 Una Bella Gar, 5 Tango Negro, 6 Uganeo Jet, in seconda linea 7 Utopia Trio, 8 Venanzo Jet, 9 Stargrif Italia. Favore in chiusura per Una Bella Gara, numero 4 VP dell'Annunziata, macchina che accelera, partiti in questo momento con Ur del Ronco, Raissa Sera e Una Bella Gara in lotta. Si avvantaggiano Raissa Sera, Una Bella Gara, ma rientra bene Ur del Ronco lungo la corda, mentre parte bene dalla seconda linea Utopia Trio che in schiena a Rouen Peste. Numero 6 Uragano Jet. C'è lotta ancora fra Uganeo Jet Ur del Ronco e Raissa squalificato. Sera. Squalifica invece per Uganeo Jet che aveva sbagliato a metà curva. Insiste ancora Raissa Sera, non passa su Ur del Ronco e ce ne scaturisce un parziale in 28,5. Ritmo davvero violentissimo nei primi 400 metri di gara, con Luca Lovere e Francesco Virzia alle prese. 43,6 il passaggio ai 600. Una Bella Gara rimane in schiena a Raissa Sera, mentre più indietro c'è Tango Negro, alla corda Utopia Trio, ancora Venanzo Jet che segue più indietro e Stargrif Italia in coda. Intanto 58,2 per gli 800, lo scatto ora di Una Bella Gara che si porta in breve sul leader, sul calo di Raissa Sera che crolla dopo un chilometro in 1,13,7. Segue anche Rouen Peste TFT lungo la corda in terza posizione, cerca di avanzare ora Tango Negro. Intanto Una Bella Gara prende vantaggio quando siamo a 400 dalla conclusione. Il parziale in 14,3. Una Bella Gara si distacca in avanti, avanza Rouen Peste TFT che sopravanza Ur del Ronco a metà della curva finale. Una Bella Gara in vantaggio, Rouen Peste all'inseguimento, poi Tango Negro che però non riesce a essere troppo incisivo. Completamento della curva, ingresso addirittura con Una Bella Gara che nel finale controlla la situazione e viene a concludere netta vincitrice. Rouen Peste TFT è ottima seconda, mentre per il terzo è Tango Negro che emerge su Venanzo Jet. 1,13,4, 30 a chiudere, vittoria però nettissima sul palo per Una Bella Gara, VP dell'Annunziata. 1,73 la quota al totalizzatore per l'allieva di Lucio Colletti che dopo alcuni discreti piazzamenti ritorna così alla vittoria. La quota di 1,73 per la vincitrice Una Bella Gara, Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata. Buon secondo per Rouen Peste TFT che precede il rientrante Tango Negro.